In una potenziale sfida tra proverbi c'è chi vorrebbe dire che non c'è 2 senza 3, ma c'è anche chi vorrebbe dire che la prima volta non si scorda mai. Amici di Sportisili, bentrovati allo Stadio Comunale Biagio Conte di Marineo per Oratorio Marineo Don Carlo Misilmeri, seconda giornata del campionato di eccellenza Girone A. Una specie di corner con le mani con Ivan Lavardera. Seduti con le mani Lavardera verso l'area, colpo di testa di Mantegna, poi Romano! Scheggia la traversa Peppe Romano, grande occasione. Eccolo il fischio con la rincorsa da parte di Lavardera. Lavardera con il tiro, la blocca non senza difficoltà Romano, che comunque l'ha letta bene, anzi Marino ovviamente. Maggio a Di Peri, Arusa, palla messa in mezzo, prolungata con la deviazione credo di Cerniglia, palla in angolo. Ture, il tocco ricevuto da Ricciulli, ancora Alex Folgore che verticalizza bene per Tripoli, Tripoli la fa scendere, calcia col sinistro, palla alta, contro uno con Pellegrino, sempre Capasele, ingresso in area, sul fondo Capasele non trova più luce per giocarla, allora Mantegna deve ricominciare da capo, ha perso l'abbrivio il Marineo, poi lo ritrova col cross di Loporto per Corsino, tutto solo, palla fuori. Allora, occhi sull'area di rigore comandata da Zummo su questa battuta, primo palo di Peri, palla che rimane lì e c'è il gol di Capasele per il vantaggio dell'Oratorio Marineo, a segno Capasele. Sannasardo qui anticipa Ricciulli, mette in mezzo di testa Turepe, conclusione, parata da Zummo, il tentativo di Taormina, riprende bene posizione, poi però arriva Maggio e attenzione, si sono allacciati Senè e Marino, direttore di gara che si avvicina a Senè, estrae il rosso e Don Carlo Misilmeri con l'uomo in meno, dura meno di 10 minuti la partita di Senè, di uno come Maggio che chiaramente ha giocato battaglie, intanto qui duro, Taormina si gioca, Ruvolo, verticale, Capasele, attraversa tutto lo specchio della porta e va sul fondo. I due numeri 3, Pellegrino e Arusa, catechizzati dal direttore di gara. Fischia l'arbitro per far partire il calciangolo, Maggio si aggrappa alla maglia di Costantino, pallone che parte, spizzata! E salvataggio di Mantegna, poi Di Peri riesce ad allontanare, occasione Don Carlo. Adesso vedremo anche quando arriverà il segnale dalla panchina per portare su anche Alberto Costantino in area, ma intanto attenzione a Longo, Longo calcia male, palla fuori. Al centro dell'area di rigore, un corner con le mani, quello di Lavardera, pallone che spiove, colpo di testa, poi pallone allontanato, Cerniglia calcia, sopra la traversa Stefano Cerniglia. Taormina, Sannasardo prova a difenderla alla bandierina, la palla esce ma è finita la partita e l'Oratorio Marineo vince il derby dell'Eleuterio 1-0 e decide l'uomo che vedete sullo sfondo in ginocchio a pregare, ovvero sia Luac Capasele, su al gol al 41esimo del primo tempo.